Allora, rieccoci insieme. La parola l'avevo tolta alla rappresentanza di Vicenza. Sì, io volevo andare a parlare di sociosanitario un attimo, però partendo dal fatto che oltre a, Rita diceva, alcune cose le facciamo a Roma, le leggi eccetera, poi una parte di questione ce la giochiamo nel territorio rispetto alle condizioni dei cittadini e delle persone che rappresentiamo. E volevo partire a dire una cosa brevemente, riavvolgendo un attimo il film e dicendo che sui dati delle pensioni che lei dava, Vicenza ha 92.000 pensioni INPS da lavoro, 27.000 attorno ai 500 euro, 22.000 di donne. Cos'è che voglio dire? Che noi abbiamo delle zone nel Vicentino, ma penso che anche da altre parti sia così, in cui è emersa in maniera lampante una guerra tra poveri che c'è già, tra pensioni da lavoro in particolare di donne e pensioni sociali. Siccome il sistema previdenziale non è una cosa che cala dall'alto, ma è frutto da una parte della storia produttiva di un territorio, dall'altra di processi legislativi che vengono fatti o non fatti, bisogna stare molto attenti, ripeto, perché noi rischiamo, e questo è un problema grande come una casa, che in alcune assemblee congressuali è emerso in maniera anche non semplice da gestire, perché c'è una guerra, rischia di esserci una guerra tra chi ha pensioni sociali e chi ha pensioni da lavoro, di solito donne, pensate alla zona del tessile, della zona della Valle dell'Agno, dello Scledense, dove pieni livelli produttivi, ma storia di tessile, storia di donne che magari hanno lavorato 15-20 anni quando potevano, 25, che hanno pensioni da lavoro che sono quasi da fame. Detto questo, questo mi serve per dire... Diamo le cifre, cosa vuol dire da fame per chi non ce l'ha? Quello che si diceva prima, 600-700, cioè voglio dire, noi sappiamo che il contratto del tessile è uno dei contratti più poveri, questo come dire, si riversa in una situazione pensionistica, ripeto, pensioni da lavoro, non pensioni da lavoro autonomo in cui possiamo dire hanno pagato, non hanno pagato, però questo mi serviva per dire che nel momento in cui pensiamo a cosa possiamo fare nel territorio, per, come dire, da una parte per alleviare, dall'altra per migliorare le condizioni di vita delle persone. Prima Daniela parlava della contrattazione sociale con i comuni, le case di riposo. Un altro pezzo pregiato, io penso, su cui bisogna stare, è il tema della sanità e del sociosanitario. Nel Vicentino abbiamo, non so se è una particolarità, però siamo riusciti con grande fatica a fare un documento unitario CGIL-CISL-UIL. Confederazione, Sindacato di Pensionati e categorie degli attivi, che appunto prova a guardare il tema della sanità e del sociale, visto dal punto di vista della situazione che abbiamo, dello spostamento dell'asse dall'ospedale al territorio, ma anche guardando appunto la condizione che ha il cittadino nel momento in cui si trova a vivere una situazione in cui per esempio siamo nel pieno di quello che dovrebbe essere la riforma della medicina di base, che dovrebbe innestare un percorso in cui chi abita in marginalità, penso alla zona di Belluno, ma guardate che tante zone del Vicentino, io abito a Recoaro, come dire, è una periferia delle periferie, lì se parliamo di sanitario, il tema non è tanto solo l'ospedale, 4 unità locali sono nel sociosanitario, sono tante o poche, ma il tema è se riusciamo veramente a dare gambe a questa riforma che se dà senso al ruolo del medico di base, dà senso a tutta un'altra serie di processi. Penso al tema della presa in carico, a cui si innesta il tema della non autosufficienza, delle dimissioni assistite, cioè adesso non voglio tediare nessuno, però per dire che questo è un tema su cui non penso solo a Vicenza. A Vicenza abbiamo investito molto facendo anche un'analisi del territorio, perché inizialmente dicevo che il Vicentino è un territorio policentrico e ci sono molte differenze, anche rispetto alla situazione, se volessimo fare una Polaroid del Vicentino, ci sarebbero fotografie abbastanza diverse rispetto alla storia di servizi territoriali, sanitari, eccetera. Rispetto alle persone che noi rappresentiamo, questo, a mio parere, è un tema fondamentale in cui come sindacato pensionati dobbiamo metterci competenza, perché qua, come dire, ci vuole studio, non è che ti inventi dalla serie alla mattina, passione, perché è una materia complicata, che anche qua non esistono bignami, o chi si appassiona di Bignani si prende quelle cantonate, e una visione complessiva, nel senso che qua il rischio è che lavorare sulla singola tessera di Plasol magari ti fa fare cose egregie, ma ti fa scompaginare il quadro complessivo, per cui magari ci innamoriamo di qualche comitato territoriale alimentato da qualche campanile politico, eccetera, e poi non portiamo a casa quello che è un risultato rispetto al quale, anche qua, le assemblee congressuali ci dicono che c'è aspettativa, nel senso che molti hanno chiaro che rispetto a quella che è la situazione della nostra sanità, mi verrebbe da dire con uno slogan, il medico di base torna a fare il medico di base o si innesta ma lo fa, veramente... questo è un problema, perché si dà un presupposto quando abbiamo medici di base che sono ancora... Poi l'ultima cosa che voglio dire, per non togliere spazi ai compagni e ai colleghi, che anche nel Vicentino, ma non penso solo da noi,
il tema di persone, quindi mi collego da dove ho iniziato il ragionamento adesso, che avendo redditi bassi cominciano a rinunciare a alcune cose di primaria importanza, tra cui anche le cure sanitarie, non è più un incrocio casuale, noi cominciamo a vederlo, quindi ciò che si può rimandare si rimanda, ma si rimandano anche cose che forse sarebbe necessario fare. Qua non voglio aprire un capitolo, ma pensiamo a tutta la questione delle spese odontodiatriche. Stavo pensando, mi ha letto. Qua noi mi ha abbiamo letto. incrociato persone che ci hanno Infatti. detto preferisco dar soldi a mio figlio, sono vecchio, la dentiera, passatemi la battuta, la faremo se avremo soldi. Tanto Non poi penso la sia medicina. solo uno specifico vicentino, perché No, Vicentino è esteso, è una, purtroppo. è una terra che nell'immaginario è vissuta come un pezzo significativo di ex locomotiva del nord-est, questa roba qua. Quindi lavorare bene sul sociosanitario io penso sia prioritario per lo SPI ed è un modo anche per dare risposte alle persone che rappresentiamo. Assolutamente. C'è qualcuno di Vicenza? Sì, No, Rovigo, io posso parlare comunque. col microfono. Sì, qua io vengo da Rovigo e sul tema sanità credo che la conduttrice se ne sia accorta che sarebbe necessario fare un'altra trasmissione. No, ma infatti la dobbiamo fare a grande richiesta dei nostri telespettatori, Però, come quindi dire, dobbiamo dedicarla. una cosa ci viene da dire, perché Rovigo, che va sempre citata come esempio in minimo, in massimo, poi esaspera queste situazioni, no? Mentre abbiamo un quadro generale della sanità del Veneto che va dalle punte del project financing, a Rovigo ci sono delle strutture sanitarie pubbliche e private allo stesso modo, quindi l'anomalia nell'anomalia. Credo che la Daniela potrebbe spiegare un po' meglio quello che sta succedendo, no? Ma già che ho il microfono vorrei dire un'altra cosa. Stiamo parlando di una categoria, noi pensionati, che ha contribuito fortemente al miracolo economico italiano, no? E che fa fatica a rassegnarsi all'idea di essere sostenitore di reddito per i meno giovani e, nella migliore delle ipotesi, badanti per i genitori anziani piuttosto che tutori dei nipoti. Quindi è una questione questa che è emersa anche nelle leghe piuttosto che nei congressi. Noi facciamo fatica a rassegnarci che il ruolo nostro sia questo. E lo chiediamo fortemente alla politica di non essere marginati da queste questioni. Quando prima si è parlato di Europa piuttosto che delle elezioni locali che ci saranno, dove è forte la contrattazione, e lì dovremmo incidere perché chiediamo l'IRPEF, chiediamo tutte queste questioni, vorremmo che tornassimo a ragionare sull'Europa, perché l'Europa, per chi ci ha ragionato un pochettino, sa che il diritto di rappresentanza nella famosa commissione vale per chi ha 25 onorevoli europei. Tutti gli altri, tutte le forze che si disperdono, sono rappresentati in Parlamento ma non contano assolutamente niente. Quindi è bene che la politica presti attenzione a noi, perché noi potremmo essere veramente una grossa forza per incidere, perché prescinde tutto dall'Europa, non ce ne accorgiamo, ma anche le politiche del welfare, secondo me, le direttive vere arrivano dall'Europa. Non è una cosa di poca importanza. Prima di passare la parola a Padova, mi collego subito con Argentò perché è interessante riprendere il discorso. Sì, ecco, sulla sanità, come è stato detto, bisognerebbe avere molto tempo, perché guardate, nella nostra provincia, dal piano sociosanitario regionale, no, alle sue evoluzioni, alle novità, ai tagli, nei posti letto, ma anche il territorio, abbiamo fatto 5 convegni, abbiamo interessato la politica locale, la conferenza di sindaci, che per noi ha una valenza grande, perché noi diciamo che i sindaci hanno la responsabilità della salute dei propri cittadini e questo la dovrebbero prendere proprio a cuore. Che cosa ne è emerso sostanzialmente? Emerge che non hanno tutti la stessa sensibilità. Non c'è una partecipazione coesa, c'è una consapevolezza di quello che accadrà, però rimane lì, non c'è l'azione. Io ho detto recentemente, mi sono confrontata telefonicamente e avevo detto: prendete posizione, è ora che anche voi diciate la vostra, tutti i sindaci, perché poi ci scontriamo con i problemi che sono stati detti. Sulla non autosufficienza, sulle dimissioni, come vengono trattate queste persone, ma tutti, dai bambini, dagli adulti e dagli anziani, dai non autosufficienti, perché poi il problema
Chi lo risolve? La famiglia? Magari con quei redditi che ha? Proviamo a pensare delle persone anziane che escono dall'ospedale con delle patologie che non si possono permettere magari di entrare in una casa di riposo. Perché viene deciso che una RSA deve essere una dimissione protetta? No, perché all'ospedale ti tiene il tempo giusto per l'acuzia, poi per la cura e la devi pure pagare. Infatti questo è il problema. Ecco, allora. Questo è il problema. Poi ci troviamo... Perché può permetterselo di pagare, attenzione, certo, ovviamente, poi anche qui questo una lo davo, perché siamo talmente, cioè, ne parliamo così tante volte, che magari appunto ci scordiamo di dire chi si può permettere poi di pagare, perché le abbiamo detto che tipo di pensioni ci sono, cioè, facciamo il giro. Quindi è vero, ne abbiamo parlato tanto insieme anche ai nostri colleghi, insieme alla Confederazione, insieme alla funzione pubblica, abbiamo coinvolto i dirigenti, i direttori sanitari, no? Appunto per discutere quello che succederà, quello che sta succedendo, anche perché i 35 miliardi di tagli in 2-3 anni, no? Che lo Stato fa nei confronti della sanità, sono tagli pesanti che arrivano poi, no, non ci sono più le risorse economiche per farle arrivare sul territorio, e quindi è bene che si parli di tagli ma seri, quelli che sono stati detti. Allora, se posso introdurre un altro argomento, quando parliamo di negoziazione sociale e quando parliamo di recuperare le energie economiche, soldi veri, da chi? Quindi dalla negoziazione sociale, quindi contrattazione, negoziazioni con i sindaci, abbiamo parlato dei patti anti-evasione, che fortunatamente nella nostra provincia si sono un po', come dire, io dico svegliati. I sindaci si sono accorti che ci sono delle leggi in Italia che devono essere applicate, anche dai sindaci. Quindi da questo, diciamo, confronto è emerso qualcosa di positivo. Abbiamo portato a casa dei risultati, ovviamente bisogna sempre vedere se questi risultati hanno una loro conseguenzialità, se vengono rispettate le leggi e se si recuperano risorse dall'evasione, restano nei comuni dove si è fatto il patto anti-evasione. Questi soldi, dove si sono recuperati in altre realtà territoriali, sia del Veneto ma anche di altre regioni, hanno potuto abbassare le tasse locali, hanno potuto dare più servizi, non solo agli anziani o ai non autosufficienti, ma ai bambini, alle scuole, alle strade, dalla volontà politica, dalla volontà politica dei sindaci, dei singoli sindaci. Perché guardi che queste norme, queste leggi, dove funzionano, dove le hanno applicate da anni, hanno portato dei benefit locali. Rimangono lì le risorse, il 100% rimane lì, dal 2015 sarà il 50%, sarà comunque, ma se fossero state applicate nel tempo è chiaro che c'è un'evasione forte. Quanti miliardi se ne parla? 130 miliardi, insomma, cioè certo, cifre esagerate di persone che non pagano le tasse. E poi parliamo di pensioni supertassate, di gente onesta che paga le tasse per avere servizi, ospedali, scuole, sanità, eccetera. Quindi, voglio dire, c'è un po' di margine per poter fare dell'altro, certo. E i pensionati, guardate, ne sono pienamente consapevoli. Ha buttato in pentola un'altra cosa interessante qui, Rita, dopo sarebbe da approfondirne come discorso, ma magari in un altro parterre avremo anche i sindaci, potrebbe essere anche un confronto stimolante. Vediamo Padova. No, beh, Padova riprende un po' il filo, perché quello che ha detto Daniela e anche Igino, eccetera, il piano sociosanitario, per esempio, è del 2012, non ci accorgiamo di quanto veloce passa il tempo. Quando parlavamo che bisognava, perché il piano sociosanitario ha avuto una valenza positiva, abbiamo partecipato al tavolo tecnico, no, a livello regionale, perché credevamo nella filosofia della riorganizzazione sul territorio dei servizi
e doveva esserci questo cambiamento e questa partenza dei servizi sul territorio. Adesso pensandoci, dico, è del 2012, siamo quasi a 2 anni e ancora cos'è che è stato fatto? Io penso soltanto alla provincia di Padova. Quando la Daniela parlava di dimissioni, no, protette, si va in RSA, quindi in casa di riposo, no, non si dovrebbe andare in casa di riposo per fare, quando c'è una dimissione protetta e quindi la persona ancora non può ritornare nella propria abitazione oppure non è così grave, eccetera. Ma ci dovrebbero essere queste ospedali di comunità o strutture intermedie. In provincia di Padova ce n'è una soltanto, qua a Padova, no? E dalle altre parti sono sulla carta ma non sono partite. Allora, per esempio, il caso di una persona, di una sessantenne, l'altro giorno, dimesso, vive da solo, non ha una rete familiare, dimesso dall'ospedale Tucur dopo aver avuto una rottura aortica addominale, quindi un caso piuttosto grave, no? È stato in rianimazione 1 mese, portato in nefrologia, dialisi, adesso è in dialisi per 3 volte alla settimana. Bene, un amico ha dovuto portarselo a casa. Perché questo non può succedere. Non può essere che non viene fatta una valutazione non solo da un punto di vista clinico, esclusivamente clinico della situazione, per cui nefrologia dice io ho fatto il mio dovere, non devo più fare altro, per cui va a casa. Ma bisogna che ci sia veramente quello che noi abbiamo sempre scritto, no? Sulle nostre piattaforme, sui nostri documenti, che sia messo al centro la persona e rispetto alla persona decidere cosa è meglio per quella persona da un punto di vista sanitario, da un punto di vista sociale, no? È possibile mandarlo a casa, c'è una rete familiare che lo può accogliere e io come servizio pubblico com'è che accompagno, no, questa dimissione? Perché diventi l'ospedale, come è giusto che sia, un momento limitato all'acuzie, quindi al momento dell'acuzie e dopo in ospedale ci deve rimanere il minor tempo possibile. Ma tutto il resto deve avere gambe, deve partire finalmente, perché queste cose non ricadano sulle famiglie o così sui cittadini senza... Esatto, no, ma questo è importantissimo, l'abbiamo detto già più volte, ma però è un concetto che non passa. Guarda che c'era scritto nella riforma sanitaria ancora del 78, nella 833, no? La persona al centro. No, ma io continuo a dire, pensando al nuovo ministro del lavoro, quello che ha detto questo oggi, provocato dal giornalista, che poi probabilmente ha anche una certa età, che ha fatto proprio questa provocazione, ha detto ma per il ministro la famiglia dovrebbe essere il presupposto che provvede, no? Ha detto sì, ma attenzione che la famiglia si sta trasformando rapidissimo, perché i giovani stanno andando all'estero, devono andare via perché non possiamo tenerceli qui perché muoiono di fame e comunque devono avere una mobilità pazzesca, quindi la famiglia che c'è fino ad oggi non è quella famiglia che ci sarà domani o che c'è già tra un'ora, quindi non possiamo pensare che la famiglia abbia una rete eccetera, l'anziano è solo, sempre più solo. Quindi, però poi, si è pagato. Perché deve essere la famiglia? Non ho capito, visto che paghiamo le tasse, deve essere Stato, bravissima, no? Bravissima. Perché poi, questo è un altro concetto, ma se uno non la vive, ma delle volte la famiglia non può proprio ricevere a casa una persona, perché non è in condizioni no, poi tali dire, esatto, quando ho detto in che condizioni, perché poi io so di persone che vabbè sono a casa in condizioni pietose. Andiamo subito in pubblicità, torniamo su questo discorso e tiriamo anche un po' le fila di tutto quanto si è detto quest'oggi.